Quanche Salomon al finì di far su il tempio del Signor, il palazzo reale e duce che aveva parut di fa, il Signore compari una triviaccia a Salomon, come che ieri comparita a Gabaon. Il Signore disse: ho ascoltato la preghiera e la suppliche che tu mi has presentate. O consacri queste case che tu mi has fatte, metti dentro il mio nome per sempre. I miei voi e il mio cur saranno sempre lì. Se tu cammini denanti di me, come che al fatto pari David, con cur monte onestat, se tu fasi tutto che ti comandi e se tu ti metti in vore l'ismes les e i miei ordins, o mantegnerai per sempre la tua gente reale sopra Israele, come che gli hai promettuti a tuo pari David, quando hai diti: non tu saras mai sfornito di un discendente sulla gente di Israele. Ma se però mi abbandonais, uatris e i vostri fis, se non metteis in vore i comandi e le leggi che io ho proponuto, se si buttais con altri dius e io adorais, allora o taglierai fuori Israele de tiere che hai dato, che templi che hai consacrato al mio nome lo butterai via, lontan di me, e Israele diventerà la flabe e il sbellezza di duci popoli. A riguardo di questi templi tan splendidi, duci che passeranno d'once arresteranno, assimileranno e addiseranno. Perciò poi il Signore ha fatto che il tanta di queste tiere e a di questi templi, e respingeranno, perché che hanno abbandonato il Signore, lor Dio, che aveva fatto saltare fuori i loro vons de tiere dall'Egitto, e si son buttati con Dio foreste, e io hanno adorato e servito, perché il Signore ho ha mandato tutti questi disgrazi. Sul spirato dei vinciais che Salomon aveva stato per far su i due casamenti, il tempio del Signore e il palazzo reale, stan che Hiram, re di Tir, aveva fornito i legnami di cedri di cipress e aur tanto aveva voluto, il re Salomon i passò a Hiram vincitas de regione de Galilea. Hiram arrivò di Tir par da Ur un cuc alle città che Salomon aveva dadis e noi plasevin. Al dise: fradi, cerasse di città mi studadis, e finti di ue urdisin, la tiera di Kabul. Hiram i mandò al re 120 talenti d'auro. Alle in questa occasione che il re Salomon al fase la ieve per il lavoro sforzas, per far sul tempio, il palazzo, il Milo, gli muris di Gerusalemme, Khazar, Megiddo, Gezer. Il faraon, re dall'Egitto, con una spedizione, aveva ciappato Gezer, le aveva brusate, aveva coppato 12 cananeos che erano state citate, e poi gli aveva date come dote alle figlie, femmine di Salomon. Salomon al tornà a far su Gezer, Bet-Coron di Sot, Baalat, Tamar al deserto, Teregion, e tutti le città du Puesit che aveva Salomon. Le città spaicciarse e paicciavai, e tutto che semea a Salomon di far su a Gerusalemme, dal Liban, e in tutte le regioni che aveva so di sé. Tutto che arrestava dai Amoreos, dai Itis, dai Peresis, dai Eveos e dai Jebuseos, che non erano israelis, i loro dissidenti restati da ur di loro tetiere, che gli israelis non avevano potuto destinare al svinidrimento, Salomon gli uieva per fare il lavoro sforzato, e a son perché il conto anche ora presente. Ma non ur impone il lavoro sforzato agli israelis, che piuttosto facevano i soldati. Erano i sosuaitis, i 6 ufficiali e i 6 scudirsi, gli ufficiali dei 6 chars e dei sociavellerie. Vei so restanti dai prefetti che dirigevano i svori di Salomon, 550 che comandavano e la int impegnate te svoris. Appena che la figlia del faraon de città di Davide stralozzate case che aveva fatte, lui attaccava su il Milo. Salomon all'offriva 3 volte Sadan olocausti e sacrifici di comunione sull'altar che aveva fatto al Signore, e al faceva fumare denanzi al Signore
li so soffierti surustidis, al tinive il templi in bon stat. Il re Salomon allarmò una flotte a Ezion-Geber, che l'aldes bandis di Elat, ad or dal Mar Ros, de tiere di Edom. Kiram al mandassuli nas i sei fameis, mistirans di mar, dutune coi fameis di Salomon. A ieri in Naufir e a Puartarin in donge aur per 420 stalein, e a consegnarin al re Salomon.